Io credo che le forze militari italiane siano sempre ragionevolmente pronte. È chiaro che se c'è un aumento della minaccia, se si parla di rischi, se esistono possibilità collegate alla diffusione della minaccia, stiamo anche solo parlando dei Balcani, del Medio Oriente, del Libano, di problematiche interne, è evidente che le forze di prontezza rapida devono essere completamente pronti. Io non ho letto nel dettaglio la circolare, ho preso atto, perché non ho responsabilità nazionali evidentemente, ho preso atto della lettura, evidentemente il Presidente Macron ha detto oggi bisogna essere pronti a operare ad alta intensità, è una situazione globale in cui bisogna avere la consapevolezza di una minaccia e che bisogna essere pronti a rispondere nel modo più adeguato. Quindi che le forze di combattimento, di pronto intervento siano prontamente impiegabili, mi sembra un'evoluzione logica militare nell'ambito completo del controllo della politica del tutto normale. Uno Stato democratico sotto aggressione ha chiesto aiuti militari, altri Stati democratici sotto l'auspicio dell'Unione Europea, che è un'organizzazione sovranazionale che tra l'altro ha l'Ucraina come partner, ha deciso di inviare aiuti, anche aiuti militari, per 400 milioni di euro più altri aiuti. Evidentemente questo non implica assolutamente la presenza di militari sul terreno, che invece corrisponderebbe a un atto di belligeranza. Quindi in questo momento non è né pensabile né prevedibile. Io credo che prima di tutto noi riconosciamo il grande valore e l'eroismo sia del popolo ucraino che delle forze armate ucraine. Dopodiché effettivamente la capacità di resistenza del paese e delle forze armate ucraine ha rappresentato anche in qualche modo una sorpresa. E se vogliamo, probabilmente questo è dovuto anche a una debolezza inaspettata da parte russa, a una forza inaspettata da parte ucraina. Dopodiché che negli ultimi 20 anni l'Ucraina si sia preparata militarmente, specialmente dopo l'invasione del Donbass nel 2014, questo è evidente. Io ho visitato l'Ucraina sia da capo di Stato Maggiore della Difesa che da presidente del Comitato Militare. Andando nel Donbass da presidente del Comitato Militare, era prima della pandemia, quindi era il 2019, vivevo e camminavo nelle trincee ucraine realizzate di fronte al Donbass, dove avvenivano normalmente degli scambi di missili. Quindi sicuramente si sono preparate, sicuramente sono state un legittimo supporto in sistemi e materiali, però quello che direi che è importante è che in questi 30 anni l'Ucraina, come tutti i paesi democratici, magari con qualche imperfezione, aveva costruito uno Stato di diritto e una volontà di libertà, e il popolo ucraino non vuole abdicare alla propria libertà. Sicuramente c'è stata l'autorizzazione, sicuramente i russi stanno impiegando mercenari Wagner, ceceni. La parte pericolosa di questo elemento è che l'uso di queste forze straniere indica da una parte il rischio che ci siano delle forze che usano più violenza perché hanno un minore controllo militare, e dall'altro anche forse che i russi vogliono limitare le proprie perdite, perché indiscutibilmente in questo momento in Russia, in molte parti della Russia, questa non è più percepita neanche come una guerra giusta, ma come una guerra di invasione, e quindi il numero di perdite incide anche sulla popolarità di Putin. Quindi lui voleva una guerra rapida, veloce, poco sanguinosa, da ambo le parti, avere il controllo. Adesso non può fermarsi, non può perdere, ha difficoltà a vincere, e purtroppo gli strumenti possono essere i mercenari, può essere il bombardamento indiscriminato delle città per erodere il morale degli ucraini e ottenere indirettamente gli obiettivi. Evidentemente si tratta di una guerra che non sta finendo ancora. È diventata quasi una guerra di attrito, perché sono mancati rifornimenti, perché devono rischierarsi le forze, perché gli ucraini hanno combattuto bene, perché probabilmente, come abbiamo detto prima, in fondo il budget russo per la difesa è inferiore al budget europeo. Devono pagare molto per sostenere le forze nucleari, probabilmente lo sviluppo tecnologico non è così avanzato e hanno problemi di rifornimenti. Però il tempo, come abbiamo detto, mentre prima potevamo dire il tempo gioca a sfavore di Putin, in questo momento il tempo gioca a sfavore di tutti, perché si esauriscono le risorse, aumenta le perdite, aumenta il sangue, e le trattative stranamente diventano sempre più difficili, perché, come dicevano giustamente, per fare un negoziato è meglio se c'è il cessate il fuoco. Non ci siamo ancora riusciti. Sicuramente il fatto che i paesi baltici siano della NATO evitano che in questo momento i paesi baltici siano un obiettivo. Se ci fosse stata un'Unione Europea della difesa e della sicurezza impostata come vuole essere impostata,
con una forte capacità di difesa e quindi anche con una volontà politica unica, avremmo potuto pensare che nei giorni precedenti al conflitto non ci sarebbe stata una serie di leader politici che comunque hanno fatto dei grandi messaggi anche coordinati, ma un'unica grande superpotenza economica dotata di capacità politica e di strumento militare che si sedeva a un tavolo e mandava un messaggio molto più pesante, molto più forte. Avrebbe evitato la guerra, non si può dire perché la storia non si fa con i se e con i ma sicuramente l'avrebbe allontanata. Non rimaniamo vincolati all'Ucraina perché l'Ucraina è un teatro di guerra ad alta intensità fra due paesi. L'Unione Europea non sta pensando a entrare in guerra. Queste qui sono forze che possono essere impiegate in teatri di crisi, possono essere impiegati per rinforzare le forze in Mali, se l'Unione Europea decide di intervenire in qualche area o anche soltanto per condurre esercitazioni. Dopodiché il limite di impiego di queste forze è la volontà politica di dove e come utilizzarle. A me fa paura tutta la guerra, Io sono un militare, ho vissuto, ho dato anche ordini impegnativi ai miei militari, sono stati in teatri di guerra, la guerra fa sempre paura, quindi parlare di minaccia nucleare comunque mette timore perché le armi nucleari ci sono, parlare di armi chimiche mette paura perché le armi chimiche ci sono e sono di facile utilizzo e sono già state utilizzate in guerre che hanno coinvolto la Russia in Siria e in zone limitrofe, quindi non è una cosa che non è stata impiegata e non genera necessariamente una ritorsione immediata. Quindi è un rischio che secondo me, spero che non ci sia, però è una cosa che noi teniamo in considerazione e di cui siamo intimoriti. Evidentemente quella dell'artificial intelligence, delle disruptive technology, dell'innovazione è una guerra in divenire. Come abbiamo detto, la guerra cibernetica ormai è un fatto, non è il futuro sono queste armi intelligenti, il controllo satellitare che può cambiare la storia, perché a questo punto ci sono ormai dimensioni diverse, c'è lo spazio terrestre, aereo, navale, cibernetico, spaziale e la minaccia può essere portata in tutti questi settori. Bisogna essere attrezzati per combattere in questo ambito, evidentemente la Cina si attrezza come potenza monolitica, l'Unione Europea per attrezzarsi deve avere a disposizione i fondi sufficienti, la volontà politica e realizzare questa integrazione. Non abbiamo molto tempo, la sovranità tecnologica è parte dell'autonomia strategica che può mettere in sicurezza l'Europa.